Aveva tagliato il traguardo della gara podistica con Rinconca di Tiene e subito dopo è stato colpito da un malore improvviso. È quanto ricostruito per la tragedia che si è consumata nella serata di mercoledì poco prima delle 22. La vittima è un podista di 35 anni, residente nel comune vicentino, Mattia Sella, che aveva preso parte all'evento con alcuni amici, manifestazione sportiva che si svolge ogni anno nell'ambito della sagra paesana di San Gaetano, dove per iscriversi è necessario il certificato medico, manifestazione che è stata subito interrotta. Il ragazzo che conoscevo perché abitava proprio nel quartiere della Conca, che è fra l'altro il quartiere più popoloso di Tiene con 5.700 abitanti. A fine corsa, a fine gara si è appoggiato a una transenna ed è caduto a terra. Subito si è capito che la cosa era alquanto grave, ma sono intervenuti immediatamente i soccorsi, fra l'altro presenti in loco. Nonostante i tentativi di rianimare il giovane da parte dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorsi, è arrivato anche il primo cittadino che ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia a nome di tutta la comunità profondamente toccata dalla tragedia. Io sono vicinissimo alla famiglia che spero di andare a trovare quanto prima ed è un dramma immane perdere un ragazzo di questa età, di 35 anni, in una maniera così tragica. Cordoglio espresso anche da Don Eros Bonetto e dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca attraverso un comunicato in cui si legge: siamo frastornati e addolorati, un momento di festa si è trasformato in una tragedia inaspettata che ci ha lasciato smarriti e senza parole. Parrocchia che si stringe alla famiglia portando la vicinanza del vescovo della diocesi di Padova in una preghiera per Mattia.